Una campagna elettorale veramente anomala in cui non ci troviamo a dibattere sui programmi con un'altra lista, bensì dobbiamo lottare semplicemente contro il quorum, che è una battaglia ancora più difficile. Qualcuno dice che con una lista solo è a rischio la democrazia. Diciamo di sì, nel senso che è vero, una lista sola il cittadino non ha la possibilità di votare un'alternativa, però è anche vero che la lista che si propone non ha colpe in questo, nel senso che tutti potevano presentare una lista, anche l'attuale gruppo di minoranza se non l'ha fatto vuol dire che non ha trovato le persone che si mettevano in gioco, oppure ha seminato male negli anni precedenti e non è riuscita a raccogliere queste 7 o 10 persone che servivano. L'appello è dettato da due cose. La prima cosa è avere un prefetto vuol dire non avere la possibilità ai cittadini di dare sicuramente tutti i servizi di cui il Comune ha bisogno, vuol dire non fare scelte, vuol dire non fare opere per quest'anno e per il prossimo anno. Dopodiché dico anche ai cittadini di Moriago, fate uscire il vostro orgoglio, perché nell'anno del centenario Moriago della Battaglia, che è anche un comune decorato di medaglia d'oro, non può avere assolutamente un commissario. E dico di più, chi non andrà a votare per scelta sa, e lo dico qui di fronte anche alla TV, sa che si prenderà la bellissima responsabilità di contribuire a far commissariare il proprio comune. Quindi mi raccomando, andate a votare, perché il commissariamento non è sicuramente la scelta corretta. Siamo qua a dare una mano a Giuseppe Tonello, che ha fatto 2 mandati da sindaco, ha amministrato bene questo comune e deve combattere però con un nemico che è la frequenza alle urne. Sappiamo benissimo cosa vuol dire il quorum, perché lo abbiamo provato il 22 di ottobre dell'anno scorso con il referendum per l'autonomia, e quindi bisogna che i cittadini di Moriago vadano al voto e portano più gente possibile a votare, perché altrimenti, se non si raggiunge il quorum, il comune sarà commissariato e quindi gestito da un commissario. Non è possibile, i cittadini devono essere rispettosi soprattutto per loro stessi, devono andare a votare, perché il commissario non è una bella cosa. Era doveroso essere qui perché Giuseppe non è soltanto il sindaco del comune vicino, non è soltanto un collega di partito, ma è anche un amico, e gli amici si sostengono in tutte le campagne che si fanno, in tutte le lotte che loro devono affrontare, e questa è una bella sfida che sono sicura vincerà, e sono sicura che tutti i cittadini di Moriago saranno vicini a lui. Giuseppe Tonello, un bravo sindaco, un amico, ci siamo conosciuti in tanti anni di amministrazione. Devo dire che si gioca una partita molto importante per il comune di Moriago, bisogna andare a votare assolutamente, il rischio è il commissariamento del comune. Credo che anche chi magari non condivide le idee politiche di centrodestra come Giuseppe Tonello della Lega, io credo debba andare a votare, perché farsi amministrare da un commissario che non c'entra assolutamente nulla con il comune di Moriago e con questo territorio è una cosa veramente assurda.